Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi si dice fiducioso che riusciremo a portare in Italia l'Einstein Telescope. Lo scienziato guiderà il comitato a sostegno della candidatura di Lula. Ottavio Pirelli lo ha intervistato. La scelta non arriverà prima del 2024, ma la corsa di Lula come candidato ad ospitare l'Einstein Telescope è già partita con la costituzione ufficiale del comitato che sosterrà la proposta sarda, un gruppo di lavoro con a capo il Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Una delle cose che faremo certamente sono argomenti scientifici, perché la Sardegna col suo terreno di granito è certamente dal punto di vista operativo il posto migliore che si possa fare. L'altra cosa che certamente dovremmo fare dal punto di vista generale è raccogliere tutto il supporto delle varie istituzioni italiane a questa candidatura, supporto che è fondamentale per avere un successo. L'impatto economico calcolato dalla Regione è di 6 miliardi di euro nei 9 anni necessari per la costruzione, a partire dal 2025. Solo per la realizzazione dell'opera si stima una spesa di 1,7 miliardi. Nei 9 anni del cantiere verrebbero impiegate 36.000 persone, 700 i posti di lavoro che sarebbero garantiti con l'entrata in funzione dell'osservatorio. In lizza per aggiudicarsi il progetto europeo di studio delle onde gravitazionali c'è un altro sito nei Paesi Bassi. Ora non rimane che battere la concorrenza. Ma io sono molto fiducioso che riusciremo a portarlo in Italia.